Una giornata storica, così il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito l'incontro a Roma con il ministro degli affari regionali Erika Stefani per riaprire la trattativa sull'autonomia del Veneto. Dopo mezz'ora di confronto, al termine Zaia si è detto ottimista, ricordando che la discussione riguarda il progetto iniziale sulle 23 materie. Il progetto resta di 23 materie e confermiamo che la nostra richiesta è quella delle 23 materie. Durante l'incontro non si è parlato di risorse, ma il governatore del Veneto in merito ha detto di non essere preoccupato. Voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale, che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico, che debbono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Il Veneto ha chiesto che vengano aperti subito i tavoli tecnici sulle 23 materie e poi dalla Regione è arrivata una proposta. Di portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al Governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Diamo mandato al Governo materia per materia di definire con decreti legislativi cosa dà per ogni materia. Diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Scadenza quella di fine 2018 confermata anche dal ministro Stefani. Sicuramente la Regione Veneto ha maturato già un lavoro che oggi ci viene consegnato. Ovviamente noi adesso stabiliremo anche una nostra delegazione trattante, per cui instaurati i tavoli tecnici io spero che si possa avere entro la fine dell'anno la firma di un'intesa. Intanto questa mattina il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, nel presentare il documento di economia e finanza regionale, ha spiegato come attuare gli aspetti finanziari dell'autonomia differenziata sia il primo degli indirizzi generali sui quali la Regione del Veneto sarà operativamente impegnata per sostenere con la massima priorità le attività necessarie a garantire l'efficacia del processo autonomistico sotto il profilo dell'analisi interna, dei profili economico-finanziari e nel confronto con lo Stato.